mi è venuto fra noi, signor Dario Argento, famoso regista di film d'orrore. Taras, io mi scanto veramente. Cioè, a notte un dove. E quando dormo non riesco a sognare. E quando riesco a sognare, sogno cose allucinanti. Per esempio, io certe volte mi chiedo, ma perché certe volte vai dal barbiere e non riesci a guardarti allo specchio? Questo è il mio taglio tipico. Che ne pensi? Ho cambiato 100 barbieri. Niente. Il taglio è sempre questo. Fisso sempre così. Io non riesco a guardarmi allo specchio. Perché in effetti mi scanto. Cioè, non capisco che cosa dipende. Forse dalle forbici o dal barbiere. Non lo so. Certo, poi mi viene un'idea e faccio un film. Quindi lei dice che fai film d'orrore per colpa del barbiere e del taglio di capelli, mi pare di capire. Cioè lei è convinto che fa brutti sogni perché ha un brutto taglio di capelli e perché non riesce a guardarsi allo specchio perché dice che i barbieri, le forbici. Cioè, mi sembra un pochino così questa cosa. Forse in realtà dovrebbe andare da uno specialista. Sì. Perché non ci sono andato? Sono andato da uno specialista, uno psichiatra, psicoterapeuta, che diciamo che dopo 5 sedute non riuscivo a dormire neanche lui e non riuscivo più a prendere sonno. A sto punto ne ho cercato un altro e anche quest'altro niente, e anche lui riusciva più a dormire. È una sorta di fratellanza ora. Siamo tutti scantati, non scantiamo. Ora la sera vi telefoniamo, facciamo una teleconferenza, una videoconferenza e ci teniamo compagnia. Perché siamo diventati proprio un gruppo di così dire, tutti fuori, ne scantiamo, siamo tutti scantati. E ora non possiamo più dormire. E il risanamento non c'è più. Che fa? Andiamo tutti in gruppo, io e psichiatri, psicoterapeuti, in terapia? E dove dobbiamo andare? Cioè io non lo capisco più. E ogni volta faccio film per lasciare passare il tempo. Perché non mancano più, cioè, io gli specchi tutti coperti. Mia figlia è metteria e gira e scappa da sta casa. Un cane si nasconde sotto il letto. Non mi toglie a chiudere, c'è una situazione impossibile, guardi. Io non me la fido più, giuro, sono arrivato ormai, non me la fido più. In tutto sommato, cioè, che fare? Non riesco più a capire più niente. Capisco la sua sofferenza, ma ha provato a fare film per bambini, favole, film d'avventura, film di un certo tipo come, che so, film storici come Benuri. Cioè, potrebbe essere anche questa la soluzione, piuttosto che Adesso fare... ho provato pure a fare cartoni animati, feci pure un documentario sulla lavanderia, sui supermercati, niente, non c'è poi niente. Vai al supermercato e vedo zombie che camminano mezzo ai fischiati. Faccio favole e vedo Dracula che sgozza gatto silvestre. Niente, era così impossibile, può essere che sono un po' maniaco. Cioè, ci ho pensato, sai, cioè, perché può essere che io sono un anticchiamaniaco, cioè, non lo so, tipo esaurito completo. E può essere questo, può essere che sono esaurito, completamente esaurito, lo capisco, non è che vedo una colpa a qualcuno. Cioè, io sono così, sono della gente esaurito, fine, non ce la faccio più, e basta. Certo, può essere pure che lei è completamente esaurito in effetti. Cioè, infatti dalla faccia non è che si vede un pochino per lei è di che esaurito, non dico che lei è la persona dentro i canoni, è un pochino fuori, diciamo dovrebbe ricominciare tutto da capo. Ce lo devo dire, accetto il suo consiglio, io sono una persona umile, quindi accetto il suo consiglio, ora magari me ne prendo un periodo in convegno, a pregare tutta innata, può essere che mi passi. Io sono una persona modesta, che volenterosa, profondamente e rossamente volenterosa. Tu potevi pigliare di pizza,
e faccio un film. Magari poi faccio un film sul convegno. Mi conosco io. Capisci? Va bene, concludiamo qui questa intervista. Impossibile come signor dare argento. Salutiamo a tutti, arrivederci a tutti e grazie di aver assistito a questa intervista. Grazie a tutti. Un saluto a tutte quante, allora. Vi saluto a tutte, spero che dormite la notte serenamente, senza fare brutte sogni e senza sognare cose brutte come faccio io. Buonanotte a tutti.